In attesa battuta d'arresto per la Nuoro Softball, che è impegnata nel quarto turno di ritorno dell'Italian Softball League, ha lasciato l'intera posta in palio al Saronno. Le lombarde, ultime in classifica nel girone A, sono riuscite a vincere entrambe le gare in programma sabato sul diamante di Via Manironi, sfide cui si riferiscono le immagini. La sconfitta costa alle nuoresi il secondo posto in classifica a causa del sorpasso subito dal Ribolla Loggia. La Nuoro Softball ha pagato a caro prezzo l'addio delle statunitensi Henderson ed Hamilton, rientrate in patria per giocare nel campionato professionistico. E il loro valore, senza nulla togliere alle altre giocatrici, si è visto nelle sfide contro il Saronno, una formazione priva di straniere ma che schiera tante giovani italiane di grande prospettiva. Che la serata non fosse delle migliori per le nuoresi si è capito fin dal primo inning di gara 1, terminata col punteggio di 10-5 a favore del Saronno. Le lombarde infatti hanno messo a segno nel primo inning 8 punti. Le nuoresi hanno provato a reagire e nel terzo inning sono riuscite a conquistare 3 punti che hanno fissato il punteggio sull'8-3. Dopo un passaggio a vuoto nel quarto inning, le due squadre hanno segnato gli ultimi punti della sfida nel quinto inning, finito col punteggio parziale di 2-2. Più equilibrata, gara 2 è finita col punteggio di 3-0 per le ospiti, che così hanno conquistato bottino pieno. Una vittoria insperata per le lombarde, anche alla luce sia della posizione in classifica che del ruolino di marcia delle due squadre. Ora la Nuoro Softball ha la possibilità di riscattarsi sabato, sempre in casa contro il Legnano, una sfida che dirà molto sul destino futuro delle nuoresi, così come quella in programma il 25 giugno che opporrà la Nuoro Softball al Ribolla Loggia.